Eder. McAllister. Ieri ho pubblicato una relazione di un perito che nella sua carriera ha collaborato alla risoluzione del caso Franzoni, Erika e Omar e anche al caso Biagi. Dopo questa pubblicazione si è scatenato il finimondo. Una delle cose che suggeriva questo perito era di introdurre nel caso Resinovic l'avvocato Ingroia, col passato che ha, secondo lui, avrebbe potuto essere risolutivo. Nell'audio che ascolteremo accusa Penelope di immobilismo. Riguardo questo io ho sempre sostenuto che effettivamente prendere troppi appalti non porta mai a una buona risoluzione. Nell'audio che invia a Claudio contesta anche molto la figura di Rita e Claudio insomma a un certo punto si è sentito in dovere di difendere la povera Rita che, ripetiamo, con questa vicenda non c'entra niente, è stata tirata in ballo suo malgrado. Mi scusi Claudio, dicevo, Eder è l'unica persona che è intorno a voi che è capace. Rita, mi spiace dirglielo, ma non è un perito delle telecomunicazioni, non è un perito che possa leggere i brogliacci o comunque non poteva avere, secondo me, questi documenti importantissimi, ma doveva averli una persona che sa alcune cose. Tant'è che alcune mie domande non capiva, e questo l'ho capito dalle prime volte, ecco perché vi volevo incontrare, quando nello studio la Marano non sapeva neanche rispondere a cose normali. E io sgranavo gli occhi che dicevo no, adesso la Marano dirà qualcosa, invece diceva delle cose stupide, proprio stupide, non da persona che è capace in questo settore, mi dispiace dirglielo, ma io sono sincero, io ve l'ho detto. C'era qualcosa che non andava, adesso ho capito, con queste persone intorno non andate da nessuna parte. Ho avuto modo di conoscere finalmente una persona capace, ed è Eder Pallister, l'unico ragazzo intelligente, ragazzo per bene, ragazzo professionista che si sa di cosa si parla. Tutto il resto, Rita, Fondazione Penelope, Cozza, lasciamoli stare. È inutile, persone proprio inutili che amano soltanto apparire in TV per tutti i casi che ci sono. Fanno apparizioni in TV e poi non fanno nulla, non riescono a capire nulla e investigativamente sono sotto zero. Ringrazio ancora Eder che ha fatto un magnifico reportage. Mi sfugge ancora una cosa da dirgli. La signora Rita in gonnella ed il Massimo, quando la signora Rita sarà davanti a brigatisti, criminali che sono stato io, l'ho dovuti affrontare nei processi, allora potrà parlare la signora Rita. Per adesso Rita è così lontana da me, dal mio modo di fare. Tra l'altro Rita è stata smentita su tutte le indagini che ha fatto. Il merito è di Eder. Bisogna stare attenti, Claudio, quando si conoscono le persone, a capirne il valore e l'importanza, perché mi scusi, ma io sono stato chiamato per il caso della Franzoni di Cogne, del bambino ucciso di notte. Ho collaborato contro le Brigate Rosse quando hanno ucciso Biagi. Erika e Omar che hanno ucciso la mamma e il fratellino nella vasca da bagno. Se la signora Rita vanta questo curriculum, allora è al mio livello. Se non è mai andata in un'aula di processo con i criminali davanti, mi scusi, ma io non la vedo neanche Rita. Rispetto la persona, brava, ma va bene per fare i cruciverba. Ha sbagliato la Marano a inviare i dati a Rita, perché da 2 o 3 domande che ho fatto Rita cadeva dalle nuvole. Quindi io poi ho tagliato corto perché, ripeto, non è colpa di Rita, ma è il famoso discorso che io le dicevo. Se io ho un problema al motore non vado dal gommista. Rita è una persona come tante, appassionata, ma non è un perito. Queste cose importanti in un omicidio si danno a persone che hanno a che fare tutti i giorni con le telecomunicazioni, non a una persona che lo fa per hobby.
E questo mi fa capire quanta superficialità ci sia stata intorno a voi, cose veramente basse. Mi dispiace dirglielo, sono contento che sia questo avvocato, come si chiama, Nicodemo Gentile, e l'avvocato Cozza e tutti quelli che sono intorno a voi non mi hanno mai chiamato. Adesso capisco e mi va bene così, non voglio avere nulla a che fare con questa gente perché vi ha messo solo nei problemi. E anche la serata di ieri, guardi, che io sentivo oggi i discorsi delle persone, ne ho parlato anche con Eder, è stata una cosa orribile, oscena. Io le avevo consigliato di non andare, vi mandano allo sbaraglio e fate brutte figure, fate bruttissime figure, anche perché gliel'ho detto già più volte, quarto grado è dalla parte di Sebastiano. E ripeto, dato che non è stata fatta un'investigazione seria da nessuna parte, sperate almeno in quella della medicina legale. Se lei va a vedere quello che dicono le persone sotto la mia inchiesta, si rende conto chi sono io e chi è questa persona che dico Demo Gentile, che ha bisogno delle telecamere TV per guadagnare qualcosa, perché non è un avvocato di grido, è un avvocato che con la scusa delle TV corre da chi l'ha visto e va a fare il suo teatrino, ma non ha mai saputo nulla, di niente. Quindi io le consiglio ancora vivamente di avere persone intorno a lei capaci, perché se le avesse avute a questo punto veniva arrestato Sebastiano. Ma dato che avete degli incapaci vicino, io non so che fine fate, cioè non che volete fare la fine voi, non so che fine farà questa vicenda, perché è penosa. Comunque basta leggere cosa scrivono le persone che seguono Eder e sotto c'è scritto, vada un po' a leggersi i commenti, che finalmente è stata fatta una cosa bella. Anche lì, mi scusi, io non ho voluto prendere nessun merito perché a Eder ho detto assolutamente che non esca il mio nome e che sia una cosa così. E infatti se lei legge i commenti delle persone fanno i complimenti a Eder dicendo finalmente si fa luce sul caso di Liliana. Quindi guardi, io ripeto, io ho massima stima per lei, per Sergio e per Silvia, ma per le persone che vi sono intorno per me non contano nulla, zero. Quindi Claudio giustamente si è sentito ferito per questo attacco a Rita, con la quale si sentono più volte al giorno, e ha ritenuto giusto difenderla. In qualche maniera non posso non essere d'accordo con lei, però guardi che Eder lavora su cose che ha scoperto Rita e non viceversa. Anche Eder è bravo, ma Rita io la metto davanti a quasi tutti per quanto riguarda capacità di investigare. Rita ha scoperto cose che ancora quasi nessuno sa, per adesso sono semisegrete, cellule telefoniche. Rita ha scoperto che Liliana era ferma il giorno 13 sera, ferma davanti alla pescheria dove Sebastiano è andato a portare i coltelli la sera del lunedì, e ha detto che è andato la mattina nella quale lei è scomparsa. Questo è successo. Venivano via dalla cena degli amici, Sebastiano e Liliana, lei è rimasta ferma mezza ora in Corso Italia e lui era a consegnare i coltelli per coprirsi e anche a una degustazione vini che era nello stesso locale. Tutta questa parte, inclusa la parte finale, l'ho tirata fuori una mattina quando, proprio parlando con Rita, le chiesi alcune conferme su delle posizioni dei tabulati. Figuratevi che in merito a questo a un certo punto mi chiamò anche la giornalista Trifiletti di Canale 5 per dirmi di spiegarle meglio alcuni passaggi che non aveva capito. La brava Rita allora andò a controllare i tabulati e mi disse: ci hai preso, avevi ragione, loro sono andati la sera prima. La cosa che ha detto Rita Sterpin in merito a questo discorso è che
Liliana ha sostato in auto fuori dalla galleria Rossoni, ma a me non torna perché Sebastiano da quando esce da casa degli amici a quando aggancia la cella di casa ha un buco di 16 minuti. In 16 minuti lascia i coltelli alla galleria e fa 8 minuti di tragitto per tornare a casa. Quindi non c'è materialmente il tempo affinché Liliana possa sostare mezz'ora fuori dalla galleria. Io infatti dalla lettura di quelle celle resto convinto che entrambi i telefoni vengono spenti, prima quello di Sebastiano e dopo quello di Liliana, che però ha ormai agganciato la cella che si trova vicinissima alla galleria, rivelando questa verità. Guardi che Silvia ha scoperto cose che altri non sono riusciti a fare, sicuro, per cui Rita lavora per sé, per capirci, cioè come lei, Rita è in gonnella, tranquillo, solo che è bravissima a scoprire cose. Rita è sicuramente un'altra di quelle persone che spesso non dorme la notte per studiarsi le carte. C'è anche naturalmente da dire che le carte le può studiare solo chi le ha. Quindi, premettendo che l'unica incomprensione con Sterpin era stata relativa al fatto che lui avesse detto che io faccio solo video su scoperte di Rita, poi oggi Sterpin ovviamente ha specificato meglio cosa intendesse dire. Ciao Eder, ciao Bondi. Lungi da me il fatto di voler fare una classifica dei meriti o delle competenze che spettano a te e a tutte le persone che parlano di questo caso, alle quali sarò grato in eterno, l'ho già detto, perché se non era per voi Liliana era già suicidata da più di 2 anni e nessuno ne parlava più, per capirci. Mi sembra anche un poco scorretto che tu metta proprio tutto sul canale, anche se io vado 3 anziché 1 volte al bagno, per capirci, perché qualcosa potrebbe anche non interessare a tutta l'Italia che ti ascolta. Lungi però da me il voler fare classifiche, metterti dietro o davanti, ma io dico dietro, sicuramente no, di tutte le persone che ti danno una mano. Sei tu che pubblica le cose e non altre persone, da R a tante altre che ci lavorano e grazie alle quali tutte tu pubblichi cose che fai giuste, per capirsi. Per cui lungi da me il minimizzare il tuo compito rispetto a quello di tutti gli altri. Io intendevo semplicemente dire che R ha scoperto un sacco di cose che ti ha mandato, per dire, mentre viceversa tu non hai sicuro passato agli altri le cose che tu hai scoperto giustamente. Beh, in realtà tutte le decine, se non centinaia di cose che abbiamo scoperto su questo canale, grazie anche a numerose collaborazioni, non le ho date a nessuno, perché in realtà pubblicandole le ho date a tutti. Onore al merito, è chiaro, nessuno te lo porta via, anzi, per cui tranquilli come sempre, anche rispetto a personaggi che si avvicinano a questo caso un anno o più dopo che tutti voi ci lavorate, per dire, pensando di aver scoperto l'acqua calda, fanno delle supposizioni che un anno fa tutti noi, io compreso, grazie a voi, sapevamo già, punto. Buon lavoro, come sempre, niente, ci risentiamo, ciao. Ad ogni modo, Sterpin si vede sempre che è una persona come si deve, per bene. Intendevo dire semplicemente che sbucano praticamente come funghi personaggi che hanno cominciato a interessarsi di questo caso, sono saltati sul treno in corsa perché merita, e raccontano storie che praticamente noi sapevamo un anno o più fa già. Questo è il concetto, motivo per il quale onore al merito a chi ha iniziato a parlare di questo ben più di un anno fa e non chi ha cominciato pensando di scoprire l'acqua calda a lavorarci attorno da pochi mesi. L'intenzione era questa e tu lo sai. Ciao di nuovo. Tempo fa infatti eravamo andati a controllare e ci eravamo accorti che al 31 dicembre 2021 sul caso di Liliana Resinovic avevamo già pubblicato 6 video e ancora diciamo che era un caso quasi sconosciuto. Mi sembra che l'hai capito, l'ho capito appena adesso, ero assente in Slovenia proprio tutto il giorno, purtroppo proprio oggi, avevo un impegno là con parenti. Da come ho capito, appena rientrato da poco, R aspetta una telefonata da te. Spero che tu lo faccia, ma giusto per chiarirsi e per chiarirvi. Ecco, che mi sembra doveroso, indispensabile, utile, tutto quello che vogliamo, insomma, ecco. Ti invito caldamente a farlo, perché la sento molto giù proprio di salute a questo punto.
Dai, attendo una notizia, grazie, ciao. Naturalmente nel pomeriggio poi ho parlato anche con Rita, che comunque, come premesso, con questo discorso non c'entrava, non aveva nessuna colpa, anzi anche lei fa l'impossibile per cercare di aiutare Liliana e la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.